racconto sulle tracce di Barbarossa, pirata ottomano che vaga ogni notte per le coste del nord-ovest della Sardegna alla ricerca di un tesoro perduto. Si snoda tra Sassari e Porto Torres, dall'Asinara a Olmedo, la nuova storia di Dago, il personaggio a fumetti nato nel 1980 dalla penna dell'argentino Robin Wood, che verrà pubblicato in 4 puntate sul settimanale Lancio Storia a partire dal numero in edicola questa settimana. E per questa avventura in 48 pagine, ambientata nella Sardegna a cavallo tra Medioevo ed età moderna, la trama è affidata a uno sceneggiatore che quei luoghi li conosce bene, Gianluca Piredda, scrittore e sceneggiatore sassarese che ha costruito una carriera solida anche negli Stati Uniti. Grazie per averci seguito, arrivederci.